In inglese il termine swingers o swapper indica scambista. Pensate che se andate a cercare, indicizzando la parola scambista in rete, appaiono 22.100.000 possibilità di informazioni. Laura Bagatella, consulente per il benessere della coppia, ci spiega un pochino questo fenomeno. Allora, innanzitutto lo scambio di coppie non è una cosa esattamente recente, ma in realtà risale a tantissimi anni fa, direi che fa parte quasi della storia dell'uomo, credo. L'importante è una cosa fondamentale da capire, è che non significa che ognuno fa quello che gli pare, ma significa che c'è grandissima comunicazione all'interno della coppia e soprattutto un enorme rispetto. Nel momento in cui uno dei due soffre della situazione, si devono rimettere le carte sul tavolo e capire cosa non sta funzionando, e quindi questa è una cosa fondamentale sicuramente da capire. È un giochino, tra virgolette, utilizzo questo termine, che unisce la coppia, e soprattutto perché vedere il proprio partner in atteggiamenti molto libertini con altri, quindi estranei, dovrebbe unire la coppia? Beh, sì, è un vero e proprio gioco, un gioco che può arricchire tantissimo la coppia, ma come ho appena detto bisogna fare attenzione perché la può anche rovinare. È un gioco perché si mettono sul tavolo i propri desideri, quindi tutte e due i componenti della coppia devono tirar fuori quello che provano e giocare con questo, quindi esprimere quello che sogniamo, quello che c'è nei nostri desideri più nascosti, più eccitanti, e quindi metterli in pratica. Questa di solito è la fase un po' più delicata e difficile, proprio perché si deve parlare tantissimo all'interno della coppia. E quindi la visione del proprio partner che fa l'amore con estranei arricchisce la coppia. In un paese, perdonami Laura, che è sempre stato etichettato come, insomma, macista e geloso, almeno per noi uomini. Diciamo che etichettata è la parola giusta, perché l'etichetta individua uno schema. Nella società italiana in particolare, schemi per quel che riguarda la sessualità sono tantissimi, e gli uomini e le donne si trovano spesso a fare i conti con questi schemi che ci vengono dati per cultura, educazione dai genitori, dai media, da tantissimi modi, e si fa di tutto per mantenerli. Infatti spesso le cose vengono fatte di nascosto. Tante volte succede che un uomo ha difficoltà di parlare, o una donna ha difficoltà nel parlare col compagno o la compagna per esprimere questi desideri, e lì scatta spesso il tradimento, quando in realtà magari quel desiderio è condiviso.